Ed eccoci nell'altra nostra location, supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, in modo particolare dal coordinamento, dalla responsabile del coordinamento donne dello SPI Veneto, Rosanna Bettella. Ben ritrovata Rosanna Bettella. Per parlare di che cosa? Del riconoscimento della violenza. Abbiamo affrontato questo tema anche in modo molto approfondito in occasione del venerdì, quando dedichiamo la puntata intera di TV7 con voi a parlare di temi importanti, però adesso sinteticamente, supportati dalle slide, cercheremo di spiegare ai nostri telespettatori quanto sia importante riconoscere quella che viene definita violenza. Tante persone vengono trattate o maltrattate in certi modi che non sono consoni e congrui e non sanno che in realtà questo sono oggetto di violenza. Vero Rosanna? Sì, sono oggetto di violenza e si può arrivare fino al femminicidio, quindi all'uccisione, come abbiamo visto. Mai trascurare i segnali. Non bisogna assolutamente sottovalutare i segnali e io aprirei proprio leggendo quello che la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa prevede, definisce come violenza contro le donne. Allora, questa convenzione dice che è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata. E allora proviamo a guardare punto per punto esatto. Cosa significa e a cosa bisogna stare attente. Allora, vedevamo la prima slide, la violenza fisica, come può essere attuata, e qui ci sono tanti fatti che non sono soltanto gli spintoni, gli atti fisici, ma anche atti che minacciano la violenza. Allora, sulla violenza fisica forse c'è meno confusione, no? Certo. Perché quando uno mette le mani addosso alla compagna, alla moglie, insomma è un atto violento, fisico, insomma, che fa male, però insomma è anche bene proprio sottolineare quali possono essere gli spintoni, le botte, i pugni, i calci, le ferite, le lacerazioni, le punture, le fratture, le bruciature, ma anche tentativi di strangolamento. Per esempio tirare i capelli a una donna, no? Trascinarla la donna per i capelli o per altre parti del suo corpo, aggredire la vittima con un'arma, coltello, pistola, eccetera, far del male anche agli animali domestici della donna è considerata violenza fisica, e rompere degli oggetti addosso alla persona. Quindi questo mi sembra molto chiaro, esplicito, però per alcuni dicono ma non volevo, non pensavo, non facevo, no. Invece in realtà questi sono fatti molto gravi. Ma cosa succede quando c'è violenza fisica e una donna, perché magari le botte sono state forti, va al pronto soccorso perché ha bisogno di essere curata, che purtroppo ancora molte donne non denunciano, ma dicono: sono caduta dalle scale, ho sbattuto contro un muro, sono caduta da sola. Invece poi... però molte volte poi, siccome gli operatori del pronto soccorso, dobbiamo dirlo, sono preparati su questo, fanno corsi di formazione ad hoc, sono anche bravi ad individuare qual è la vera ragione. C'è poi la violenza sessuale, che anche questa nell'ambito, cioè non è soltanto nei confronti di persone estranee, e può succedere, anche fatti recenti si sono verificati, ma anche nell'ambito della famiglia. Praticamente la violenza sessuale è qualunque atto sessuale imposto ad una persona contro la sua volontà. Insomma, se una donna dice no, è no, e deve essere rispettato il suo no e la sua volontà di non compiere quell'atto sessuale. Quindi qualunque atto sessuale imposto ad una persona in condizioni poi soprattutto di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto, perché se parliamo di forza fisica, no? Molto spesso gli uomini sono più forti della donna e quindi facilmente riescono a
a compiere l'atto violento, però anche qualunque atto sessuale imposto da chi da chi inganna, insomma, rispetto, si è sostituito anche ad altra persona addirittura. In una relazione di coppia, poi siccome si dà per scontato che se c'è una coppia sposata o accompagnata, è come dire, è quasi un dovere coniugale sottostare al rapporto sessuale, non è assolutamente. Quindi ci vuole sempre il consenso. Ci vuole sempre il consenso, se una donna dice no, lo ripeto, è no. E non bisogna aver paura di dire no, perché non si è costretti a nessuna coercizione, a nessun atto imposto con la volontà di un altro. E anche l'umiliazione, questa è un'altra cosa molto importante, l'umiliazione sessuale che poi mette in una situazione di minorazione. È davvero molto grave, no? E la donna, chissà perché, spesso si sente sempre in dovere, sempre succube, sempre quasi in colpa, anche di dire quel no, perché appunto si sente, è l'anello debole della coppia, l'anello debole che si lascia condizionare dalla prepotenza del partner. E qui stiamo già toccando non solo aspetti sessuali ma anche aspetti psicologici. La violenza psicologica è un altro tipo di violenza, purtroppo altrettanto frequente. Qua vediamo i comportamenti che praticamente danneggiano l'identità ma anche l'autostima della persona che li subisce. Sì, e questa violenza psicologica poi di solito si accompagna anche alla violenza fisica, e quindi è un modo per controllare, in qualche modo, rafforzare il controllo, mettendo in atto strategie di paura e di umiliazione. E come dicevo prima, la coppia non è pari, non è paritaria, ma la donna, che è l'anello debole, si sente rimproverare di non essere una buona moglie, di non essere una buona partner, di non accudire amorevolmente, prendersi cura della casa, dei figli, no? Poi normalmente è accompagnata anche da una forte dose di gelosia e possessività, addirittura sottraendo i soldi alla donna, quindi non concedendole un'autonomia economica che invece sarebbe molto, molto importante, denigrandola, umiliandola, sia quando sono da soli come coppia, ma anche davanti ad amici, a familiari. Quindi farla sentire inferiore, farla sentire in colpa, perché non assolve in pieno il suo ruolo di moglie, madre, compagna. Certo, quindi questo è importantissimo. Poi il fatto proprio dell'isolamento in cui si induce la persona è un aspetto molto rilevante da non trascurare, perché tante donne dicono si sentono isolate. Sì. Isolare anche delle amicizie più intime, dai parenti, dalla sorella, dal fratello, dai genitori stessi, non trascurare questi aspetti. Molto spesso se il partner sente che la famiglia di lei potrebbe parteggiare per la compagna, insomma, cerca di isolare però c'è anche molta denigrazione e lo fa con forza. La donna non riesce a difendersi, non riesce a dire le sue ragioni. E quindi subisce. Subisce e questo subire è aggravato, e comunque tante volte avviene anche perché economicamente la donna subisce violenza. La violenza economica è un'altra forma di violenza. Sì. Come si estrinseca? Forse è una fra le prime, no? che vengono messe in atto. Beh, la violenza economica... Però è umiliante per la donna ammetterlo e dirlo. Perché... certo, dirlo, certo, ma addirittura, allora, tante volte si impedisce proprio alla compagna, alla partner di lavorare, e quindi è dipendente dal marito, dal compagno, dal partner, insomma, in termini di soldi. Quindi per andare a fare la spesa deve chiedere i soldi, per comprarsi un paio di calze deve chiedere i soldi, per comprare anche le cose che servono ai figli deve chiedere al partner, e questa è una dipendenza molto, molto forte. Se poi lavora molto spesso in queste coppie disparitarie cosiddette,
lo stipendio lo deve dare in casa, insomma. E viene tra virgolette sequestrato. Guardate che siamo il paese in cui c'è il maggior numero di conti correnti cointestati. Allora, a volte è perché è una libera scelta e non c'è nessuna coercizione, ma è una volontà vera, insomma, basata sulla fiducia di entrambi i coniugi. Ma in molti casi, dietro a questo conto cointestato, c'è quello che dicevo prima, la violenza di tipo economico, la dipendenza di tenere dipendente da un punto di vista economico la partner, e quindi il controllo, non gli dà neanche il bancomat alla compagna, no? Per poter fare è molto grave, un pagamento. E addirittura ci sono uomini che pur di non dare soldi, di non lasciarla parlare fuori con altri, vanno loro sempre a fare la spesa. Non gliela fanno fare. Quindi non è un atto di gentilezza, sì, ma un atto sempre di coercizione, quindi stare molto attenti. È sempre un forte atto di coercizione. C'è poi un'altra forma di violenza che può essere attuata anche a volte a distanza, che è quella digitale, sì. Questa è anche molto frequente, coinvolge tantissime donne, anche molto giovani, cioè quindi ogni forma di controllo che passa attraverso gli strumenti tecnologici. Attenzione, sì, perché non vanno assolutamente sottovalutati. Allora, intanto la violenza digitale, qua si intende anche il controllo adesso tutti abbiamo lo smartphone, no? Certo. Tutti facciamo messaggi, ecco, ci sono partner che controllano i messaggi che la compagna riceve o che invia, che se una per esempio ha un account Facebook o quant'altro vanno a vedere che cosa scrive, cosa dice, vogliono sapere la password per controllare le email, e quindi utilizzano la tecnologia praticamente per tracciare tutti i movimenti e le attività della compagna. Tolgono il respiro. E allora, se inizialmente o se in certe situazioni questo è segno di fiducia, perché io non è che voglio demonizzare tutte queste forme, ma bisogna stare attenti quando è un controllo e quando invece è una fiducia, e quindi non si sta neanche là a guardare, a controllare. Oppure inviare messaggi offensivi, continuare a mandare una messaggistica che diventa persecutoria, sono forme di violenza. Sì, ma poi violenza digitale, poi quando addirittura vengono fotografati atti sessuali, no? Intimi, coppia, e vengono diffusi. Oppure si chiede alla compagna di mostrare parti del proprio corpo e mandare la foto, e poi queste vengono diffuse in rete. Certo, c'è poi lo stalking che ben conosciamo, vediamo la slide rapidamente perché poi è la soluzione, che cosa fare, che supporto c'è, lo vediamo. Quindi questo è lo stalking, ogni forma di comportamento persecutorio che ripetendosi include uno stato di timore fisico e psicologico, influendo sulle scelte e lo stile di vita. Rapidissimi. Allora, lo stalking è chiaramente agito da da un coniuge separato, da uno che non è stato, che non ha avuto corrispondenza da parte della donna, non è dal marito, certo, insomma, lo stalking, ma sono persone che sono state tenute lontane o allontanate. E cercano un contatto. E quindi cercano di rimettere insieme, di ricucire il rapporto attraverso questa forma che è un comportamento persecutorio molto forte, che veramente indebolisce la vittima, no? E la rende estremamente vulnerabile. È molto vulnerabile. Passiamo a vedere che cosa fare, perché poi anche il supporto che c'è diventa cosa fare. Questi sono i numeri, 1522, soprattutto il 112 diventa fondamentale, parlarne, certo, con le persone. Parlarne con le amiche, parlarne con i familiari, e poi in caso di violenze fisiche denunciare l'atto proprio violento, nei casi più gravi chiaramente rivolgersi al centro antiviolenza locale. Ormai, certo, guardate, centri vediamo i supporti che ci sono, ci sono dappertutto, in quasi ogni comune c'è un centro antiviolenza. Il supporto che troviamo invece è il reddito di libertà, sì, perché chiaramente una donna per denunciare la violenza e quindi essere anche disponibile a uscire di casa per allontanarsi dal partner persecutore,
ha bisogno di avere delle sicurezze, perché se non ha un lavoro ha bisogno di avere un reddito, ed è stato istituito con norma dello Stato un reddito cosiddetto di libertà, che viene concesso in un'unica soluzione di 400 euro al mese, e vengono dati massimo 12 mesi, ma già si sta parlando di aumentare questo comunque reddito. Un minimo Sì, però comunque quando si va in un centro antiviolenza e poi ci sono le case rifugio dove trovare temporaneamente rifugio in case assolutamente protette, segrete, nessuno sa dove sono. Una persona già è più protetta. Soprattutto quando ci sono di mezzo anche dei figli, no? Quindi le donne vanno con i figli dentro in questi appartamenti. C'è davvero poi un aiuto a rete, no? Con i servizi sociali e quant'altro, per trovare lavoro se non ce l'hanno, per trovare una casa, per insomma accompagnare la donna nella sua uscita da questi circoli. Un cammino di libertà finalmente, no? In cui poter scegliere. Grazie Rosanna Bettella. Allora, abbiamo fatto questo flash con delle informazioni molto importanti. C'è chi può aiutare queste persone che si trovano in difficoltà. Rivolgetevi comunque in ogni caso anche alle sedi dello SPI-CGIL, perché vi possono dare tutte le indicazioni più opportune e più approfondite. Grazie ancora. Il numero è 1522, comunque il numero nazionale, ricordatevelo, 1522. Il segno di pericolo è questo. È questo importante: le donne quando sono in pericolo, se vogliono avvisare senza dire, questo è un segno di pericolo, e quindi noi siamo dalla parte assolutamente delle donne in difficoltà, che non devono subire violenza di nessun tipo. Grazie ancora Rosanna Bettella, grazie a voi, andiamo in pubblicità, poi ci rivediamo per altre interviste.